le prenotazioni con AstraZeneca per gli over 70, scopriamo come ci si prenota. 5 zone rosse in Sicilia da domani, comprese Raffadali, e 24 comuni in Sicilia con scuole chiuse. Pasqua sarà come Natale, attese per domani le decisioni del governo, possibile mini lockdown in arrivo. Il 60% dei beni confiscati in Italia si trova in Sicilia, ma l'isola non li riutilizza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei vaccini, al via le prenotazioni per i siciliani tra i 70 e i 79 anni con AstraZeneca. Il link è già attivo, scopriamo come fare per prenotarsi nel servizio. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza lo descrive come un cambio di strategia. Adesso si passa al criterio anagrafico, con l'avvio oggi stesso della campagna di vaccinazione targata AstraZeneca per gli over 70, che ha registrato una lista di 53.000 nomi in sole 6 ore dall'apertura ieri dei sistemi telematici dedicati. Infatti, da ieri, anche chi è nato nel 1951 o prima può usare la piattaforma di Poste Italiane, raggiungibile all'indirizzo prenotazioni vaccinicovid.gov.it. Il portale regionale www.siciliacoronavirus.it o il numero verde 800 00 9966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. I 687 sportelli, Postmat o rivolgersi a Poste Lettere. Per le prenotazioni basta comunicare il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale. Una volta arrivati al centro vaccinale si dovranno consegnare i moduli per il consenso, per il trattamento dei dati personali e per l'autocertificazione, oltre al questionario con le informazioni sul proprio stato di salute che sarà esaminato dal medico prima di autorizzare la vaccinazione. Anche in questo caso sono escluse le categorie fragili, che dovranno aspettare le prossime forniture di Pfizer o Moderna. Al momento non è previsto che chi scegliesse di aspettare un'altra tipologia di vaccino possa ricevere una dose di Moderna o Pfizer, perché questi possono essere utilizzati in modo preferenziale per le persone anziane o più alto rischio di sviluppare una malattia grave, perché non ci sono vaccini a sufficienza e quelli stoccati nei congelatori dell'isola sono destinati ai richiami per completare la copertura dei 340.000 over 80. L'obiettivo ha detto a giugno i siciliani devono essere tutti vaccinati. Strutture come queste evidentemente non possono che essere acceleratori di questo processo, che deve passare però anche dai medici di famiglia, chiamiamoli così. L'obiettivo l'ha dato il governo nazionale, quindi tutte le regioni abbiamo il dovere di attrezzarci e di farci trovare pronte dal punto di vista organizzativo. Noi abbiamo scelto, perché il presidente Musumeci questo ha disposto, di creare da subito l'integrazione tra il sistema sanitario e il sistema di protezione civile. Quello di Messina è il 4º hub che andiamo ad inaugurare, la prossima settimana completeremo tutti e 9 gli hub provinciali, saranno il valore aggiunto della campagna di vaccinazioni che da oggi prende il via in maniera importante sul segmento generazionale tra i 70 e i 79 anni. Alle 14 di oggi sarà operativo il portale della Regione anche per la prenotazione di questa fascia generazionale. Quindi gli hub, le vaccinazioni, il personale, vediamo una luce in fondo al tunnel. Speriamo che l'arrivo dei vaccini costante nei mesi di marzo, aprile e maggio ci consenta di rispettare questa tabella di marcia. Assessore, i soggetti più fragili quando saranno vaccinati, quindi chi soffre di malattie anche autoimmuni? Sui soggetti più fragili c'è anzitutto un impegno che è quello lì di fare il più presto possibile. Con i disabili gravissimi abbiamo già iniziato, le persone fragili non possono essere vaccinate con il vaccino di AstraZeneca, per loro in questo momento sono autorizzati soltanto i vaccini di Pfizer e Moderna e quindi la loro vaccinazione proseguirà insieme a quella degli over 80. Se fossero autorizzati, sapete che domani Johnson & Johnson completerà l'autorizzazione all'ente regolatore europeo e quindi poi dovrà arrivare l'autorizzazione di AIFA, se dovesse esservi anche la possibilità di questo ulteriore vaccino, è chiaro che per tutte le persone con le maggiori fragilità si riuscirà a procedere ancora più velocemente. Si parla di rischio giallo rafforzato per la Sicilia, esiste? Il governo nazionale
nazionale sta valutando delle misure per Pasqua. Io penso che il Presidente abbia il desiderio di proteggere questa situazione di crescita graduale ma non repentina della curva, che ci deve portare a essere molto attenti soprattutto nel periodo delle festività pasquali, quando i rientri in Sicilia saranno numerosi. Prima attenderemo le decisioni del Governo nazionale, in funzione di quelle decideremo se saranno necessari dei correttivi regionali. Questo hub è capace di circa 5.000 dosi al giorno, ma ci dicono che ne arrivano più o meno 8.000 a settimana nel nostro territorio. Usate spesso il condizionale, speriamo che arrivino i vaccini. È un po' preoccupato che questo sforzo possa essere reso vano dalle scarse scorte? No, non sono preoccupato, perché se questo è il ritmo della consegna attuale, il Governo nazionale ha già detto che nelle prossime settimane, soprattutto nei mesi di aprile, maggio e giugno, l'arrivo dei vaccini sarà imponente, quindi sarebbe stato un errore di sottovalutazione non essere pronti dal punto di vista organizzativo. Lei ha ipotizzato comunque che la Sicilia potrebbe fare da sola nel caso in cui non c'è un approvvigionamento sufficiente? No, io ho detto che noi avremmo atteso le decisioni nazionali. Da questo punto di vista c'è un forte impulso da parte del Ministro Giorgetti alla produzione dei vaccini, impulso nel quale anche la Sicilia ha candidato un sito, e c'è un forte impegno per portare anche nella vaccinazione italiana quei vaccini che sono utilizzati nel mondo, penso allo Sputnik 5, e che ancora non vengono distribuiti. E quindi questo elemento di novità ci induce a dire che lo sforzo messo in campo dal Presidente Draghi e dal generale Figliuolo inizia a produrre i suoi effetti. Quindi la Sicilia ha le risorse eventualmente per coprire le necessità da sola o non c'è questa prospettiva? Ma il problema non è se la Sicilia ha le risorse, il problema è se le norme consentono ad una regione di fare da sola. In questo momento il Governo nazionale sta rassicurando tutti di avere messo al centro dell'agenda europea una campagna vaccinale massiva. Noi abbiamo il dovere di essere accanto al Governo nazionale in questa forte trattativa che ha iniziato con la Commissione europea. Boom di contagi nell'Agrigentino, ben 70 coloro che sono risultati positivi secondo il report dell'ASP su 492 tamponi effettuati in 24 ore. A Favara, secondo quanto reso noto dal sindaco Annalba, si registrano anche dei contagi da variante inglese. Ad Agrigento soltanto nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 nuovi casi, anche se 7 sarebbero da attribuire a migranti, e in totale non nelle ultime 24 ore, ma i comuni al loro interno registrano più casi sono 14 positivi nella piccola Alessandria della Rocca, 22 positivi ad Aragona, 26 a Camastra, 17 a Campobello di Licata, 22 sono i positivi in totale a Canicattì, Palma di Montechiaro ne ha 27, Porto Empedocle 84, ma compresi migranti, Sciacca 80, Siculiana 42. In Sicilia abbiamo registrato un leggero aumento dei contagi negli ultimi 3 giorni, ma se penso ai numeri di 2 mesi fa mi viene da pensare che la condotta collettiva sia improntata alla responsabilità. Lo dice il presidente della regione Nello Musumeci, in attesa che da Roma decidano sulla nuova stretta che dovrebbe coinvolgere anche le regioni in zona gialla come la Sicilia. L'ipotesi che si fa strada riguarda intanto il periodo pasquale, per il quale potrebbero essere fissate limitazioni da zona rossa in tutta Italia, ma non si esclude che il governo decida per ulteriori divieti nei weekend. Domani venerdì Draghi riunirà il Consiglio dei Ministri per decidere come procedere. Lello Cassesa. Veramente i contagi persistono in tutta Italia e la Sicilia è una delle regioni in cui si sta meglio. Se poi vogliamo essere nemici di noi stessi, facciamolo pure. Siamo in attesa di conoscere quale sarà la natura del provvedimento del governo, almeno nei dettagli. Noi siamo d'accordo sul fatto che non bisogna abbassare la guardia in questo momento, il calo di tensione determinerebbe inesorabilmente un passo indietro. Se questo avverrà nelle giornate delle festività pasquali, potremo immaginare subito dopo una graduale ma inarrestabile riapertura. Noi abbiamo un leggero aumento di contagi, abbiamo registrato negli ultimi 3 giorni, ma se penso ai numeri di 2 mesi fa, quando si arrivava a 2000 contagi al giorno,
mi viene da pensare che ci sia stata e continui ad esserci una condotta collettiva improntata alla responsabilità. Vediamo quello che deciderà il governo nazionale, la misura credo sarà omogenea in tutta Italia, noi siamo zona gialla e lo siamo ampiamente come zona gialla, ma essere prudenti non è mai troppo. Spero che nel frattempo possano arrivare i sostegni per gli operatori economici che potrebbero anche accettare un periodo di ulteriore chiusura, ma hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere e mi sembra assolutamente fisiologico. Oggi 6 nuovi comuni sono in zona rossa, 2 nel Palermitano, cosa prevedete per i prossimi giorni? Sì, quando il Dipartimento di Prevenzione da una parte e lo stesso sindaco dall'altra parte evidenziano la necessità di dover chiudere, la firma dell'ordinanza per la zona rossa diventa inevitabile. Per fortuna si tratta di interventi a macchia di leopardo, vogliamo augurarci che il fenomeno non si allarghi. Presidente, la Sicilia in rapporto alle dosi ricevute e quelle inoculate è al 15° posto in Italia. È a rilento rispetto alle altre regioni o abbiamo conservato i vaccini per le seconde inoculazioni? È una condotta di prudenza la nostra. Se non avessimo adottato questa condotta già nella prima fase dei vaccini non avremmo potuto fare il richiamo. Quindi siamo assolutamente sereni e tranquilli sul fatto di avere proceduto con tutto quello che potevamo avere a disposizione. Appena arriveranno le dosi necessarie, con i punti hub che abbiamo predisposto nelle 9 città capoluogo, saremo in condizione di poter vaccinare anche 20.000 persone al giorno. Il personale è già mobilitato, le strutture sono già organizzate, quindi sono convinto che manchi adesso soltanto per la disponibilità delle fiale, e le notizie che arrivano da Roma o da Bruxelles in questo momento non sembrano essere incoraggianti. Presidente, oggi Sì, per fortuna qui abbiamo ripreso, ne parlavo poco fa con il magnifico rettore Micari, abbiamo ripreso un cantiere e un'opera che era rimasta bloccata e che sarebbe diventata una delle tante incompiute. Stiamo impegnando 3 milioni e 2 circa, 4 milioni e 2, poi c'è un altro blocco di lavori per un paio di milioni ancora. Si tratta di interventi essenziali per dotare la struttura policlinico di nuovi posti letto in terapia intensiva, la riqualificazione del blocco di chirurgia d'urgenza, tutte opere di cui la città e non solo la città di Palermo hanno grande bisogno. Penso che a giugno ci siamo dati appuntamento con il rettore per la inaugurazione, perché nel frattempo il cantiere va avanti velocemente e questo vale anche per tutti gli altri 22 interventi in altrettante strutture ospedaliere dell'isola. Entro poche ore arriverà la decisione sulle possibili restrizioni da attuare nel Paese. Si parla nuovamente di un lockdown generale proposto da alcuni ministri, mentre altri propendono per delle chiusure mirate da applicare nelle zone rosse ad altissimo contagio dove sono presenti dei focolai. Certamente una situazione molto delicata alla quale dovrà decidere il capo del governo sotto pressione da una parte dei ministri, quelli più di area di sinistra, e soprattutto dei membri del comitato tecnico scientifico. Si aspetterà fino a domani per avere un quadro più aggiornato al fine di sottoporlo alla cabina di regia riunitasi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Mario Draghi, poi rinviata ad oggi per assumere la decisione durante il Consiglio dei Ministri previsto per domani venerdì. Dopo oltre un'ora e mezzo di discussione sulla necessità di nuove restrizioni si è deciso di rinviare il tutto non appena arriveranno i dati da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi stesso è in programma il confronto con le regioni, tra loro divise sulle decisioni da adottare. C'è chi sostiene che le misure possano essere attivate già da sabato, anche se i tempi sono troppo ravvicinati.
La valutazione del Comitato e del Governo è dettata dall'impennata dei contagi, soprattutto dalle varianti del coronavirus e l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da qui la riflessione di Mario Draghi: agire in fretta per evitare il collasso dei reparti negli ospedali e dare un'accelerata alle vaccinazioni. Pronto infatti un nuovo DPCM. Draghi dovrà mediare la delicata situazione politica del fronte con i capi delegazione della maggioranza, cercando di trovare una mediazione tra i rigoristi come Speranza e Franceschini, e c'è chi invece vorrebbe misure più blande come la Lega e Forza Italia. Le ipotesi che circolano sono quelle di weekend blindati con ristoranti e bar chiusi e zone rosse automatiche quando l'incidenza dei casi settimanali supera i 250 ogni 100.000 abitanti o in caso di focolai dovuto alle nuove varianti. I rigoristi però vorrebbero un lockdown totale almeno per 3 settimane. I presidenti di regione, che incontreranno oggi i ministri Speranza e Gelmini, sono d'accordo sulla necessità di una nuova stretta. In Sicilia da domani 5 zone rosse, tra cui Raffadali e scuole chiuse in 24 comuni. Vediamo. La regione raccoglie l'appello del sindaco di Raffadali e diventa zona rossa. Lo ha deciso Nello Musumeci in seguito all'escalation dei casi Covid in paese, che avevano spinto anche il sindaco Silvio Cuffaro a lanciare l'appello perché scattassero le massime restrizioni. La zona rossa parte da domani, venerdì 12 marzo, per 15 giorni. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo DPCM, viene disposta la chiusura delle scuole da lunedì 15 a sabato 20 marzo. Niente lezioni in presenza in provincia di Agrigento, anche ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta e Camastra. E in totale in Sicilia sono 5 le zone rosse. Lo stop delle lezioni in presenza è stato attivato in 24 comuni. Il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza anti-Covid che prevede le massime restrizioni in 2 centri della provincia di Palermo, Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, in uno della provincia di Caltanissetta Montedoro, in un paese della provincia di Siracusa, Portopalo di Capopassero e, come detto, a Raffadali in provincia di Agrigento. Le restrizioni scatteranno da domani e si concluderanno il 27 marzo. E come detto, ad Agrigento sono parecchi i casi ufficiali di riscontro di positività al coronavirus nelle scuole della città. Alcuni istituti sono stati già chiusi su disposizione del sindaco Franco Miccichè, d'intesa con l'azienda sanitaria, in ragione dell'aumento dei casi di contagio e soprattutto a fronte del dilagare anche tra i più giovani della variante inglese. Il sindaco di Agrigento valuta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come già avvenuto in alcuni paesi della provincia. L'inserimento fra le categorie cui dare priorità per il vaccino del personale addetto all'assistenza igienico-sanitaria, all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti disabili è un segno di attenzione sia al mondo della scuola sia al mondo della disabilità. Avevo chiesto all'assessore La Galla un impegno in tal senso ed ho ricevuto piena attenzione e disponibilità. In questo modo si rafforza il sistema di tutela e protezione del mondo della scuola, di chi vi lavora e vi vive. Ad affermarlo è Marianna Caronia, deputato all'ARS, commentando la nota dell'assessorato regionale dell'istruzione che ha previsto che il personale addetto all'assistenza degli studenti con disabilità sia inserito nelle liste curate dallo stesso assessorato d'intesa con quello per la salute dei lavoratori da vaccinare insieme ai docenti e al personale non docente, un traguardo importante e assai atteso dalla categoria alla quale si espone quotidianamente a gravosi rischi di contagio. Ed intanto, con riferimento alle recenti polemiche con le quali è stato sollecitato l'intervento regionale per l'acquisto di mascherine FFP2 da destinare ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado e agli educatori della scuola dell'infanzia, l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Roberto La Galla dichiara: è ben noto che l'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale anti-Covid sono di competenza del governo nazionale, che vi provvede attraverso procedure gestite dalla Protezione Civile Nazionale. Tuttavia il governo Musumeci, nel condividere l'opportuna richiesta di maggiore protezione generale di quanti all'interno delle scuole operano in situazioni di più elevato rischio personale, dovendo gestire alunni esentati dall'uso della mascherina, non hanno mancato di autorizzare i dirigenti scolastici ad utilizzare anche per questa esigenza le risorse messe a disposizione dalla legge regionale di stabilità
2020 che destina 24 milioni di euro agli interventi anti-Covid, tra i quali è esplicitamente prevista l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale. Desta meraviglia che, pur potendo disporre di tali significative risorse economiche, solo la metà degli istituti scolastici abbia risposto al relativo bando scaduto lo scorso 3 marzo, così mancando una concreta opportunità per superare eventuali criticità finanziarie o insufficienti disponibilità di adeguate forniture da parte dello Stato. Ad ulteriore vantaggio delle scuole, l'assessorato è sul punto di concludere una convenzione con il distretto siciliano della meccatronica che potrà garantire ad ogni istituto che ne farà richiesta prezzi competitivi, presidi anti-Covid realizzati in Sicilia. Ancora una volta deve segnalarsi che le procedure per l'acquisto diretto di dispositivi non rientra tra le competenze dell'assessorato, sottolinea ancora la Galla, né sono reperibili altre risorse dedicate se non quelle che, affidando le procedure alla responsabilità delle scuole, queste ultime hanno in larga misura non utilizzato. Il difficile momento che viviamo impone senso di responsabilità e a ciascuno, secondo la propria funzione, dato di cogliere le opportunità che, anche al di là delle strette competenze istituzionali, vengono messe a disposizione delle nostre comunità. Ripartiamo da qui. Giovani di Confcommercio Agrigento lanciano il portale di domanda e offerta di lavoro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ripartiamo da qui, è l'iniziativa che stamani è stata presentata a San Leone durante un incontro con la stampa dai giovani di Confcommercio che lanciano il portale di domanda e offerta di lavoro. Confcommercio guarda al futuro e quando finirà l'emergenza pandemica l'economia riprenderà a girare e la ricerca del personale qualificato e dei curriculum specifici sarà un'esigenza imprescindibile. Ma quali le strategie le più utili per rilanciare e rilanciarsi in un mondo del lavoro già in affanno prima di questa crisi epocale? Sentiamone le risposte. Confcommerciolavoro.it è uno strumento che noi di Confcommercio Agrigento abbiamo deciso di mettere a disposizione delle aziende associate a Confcommercio per la ricerca di figure professionali specialistiche e quindi per la ricerca di personale all'interno delle proprie aziende. Sostanzialmente noi pensiamo che dare un tocco di innovazione e di digitalizzazione al processo della ricerca del lavoro sia un'arma in più nel XXI secolo e noi giovani abbiamo l'onere di dover sponsorizzare quanto più possibile la stessa innovazione. Come funziona Confcommerciolavoro.it? È un portale gratuito aperto a tutti e a tutte che dà la possibilità semplicemente di registrarsi e mettersi a disposizione per la ricerca di un lavoro, di un nuovo lavoro o magari di un impiego semplicemente migliore a quello che oggi si ha. Noi giovani di Confcommercio abbiamo l'onere morale di farci trovare pronti. Dopo ogni crisi storica esiste una ripartenza, una rinascita, un risorgimento e noi abbiamo deciso di sponsorizzare questo portale per mettere in contatto chi cerca lavoro e le aziende che avranno bisogno delle figure professionali subito dopo la crisi pandemica. Da diversi mesi, anche prima del famoso lockdown di marzo, molte aziende associate come commercio da sempre ci hanno avuto come punto di riferimento per la ricerca di personale sempre più qualificato. Anche subito dopo il post lockdown non si sono arrese e hanno continuato a chiederci di fare questa ricerca. Da sempre come commercio è stata vicina alle imprese in questa ricerca, ma diciamo dallo scorso estate ad oggi, momento in cui abbiamo completato il progetto, e il nostro direttivo senior ci ha sempre chiesto di digitalizzare questa Confcommercio, di andare sempre avanti verso l'innovazione, ed ecco la nascita di questo portale. È un portale semplice dove le aziende si
associate a Confcommercio riceveranno tutti i curriculum delle persone che si registreranno. Naturalmente le figure che ricerchiamo non sono soltanto nel campo della ristorazione, ma in tutti i settori, perché Confcommercio non racchiude soltanto i pubblici esercizi, ma racchiude servizi, racchiude il settore degli abbigliamento, ambulanti, racchiude un po' tutte le attività. Un'importante iniziativa del gruppo giovani che l'amministrazione comunale naturalmente accoglie in maniera molto favorevole, soprattutto come rappresentante dell'amministrazione insieme alle attività, come rappresentante appunto delle attività produttive del Comune di Agrigento. Un'iniziativa svolta dai giovani di Confcommercio a cui sono anche legato da stime e amicizie anche per i miei trascorsi passati. Un'importante iniziativa che mette in rete e mette soprattutto nelle condizioni chi cerca lavoro e chi offre lavoro di dover, con un'unica piattaforma, di avere la possibilità di incontrarsi e cercare di sviluppare economia e soprattutto lavoro per il territorio di Agrigento. Un'importante iniziativa che non è soltanto, solo ed esclusivamente diciamo da un punto di vista di incontro e di offerta delle imprese con i cittadini, ma anche un importante contributo sociale per tutto il territorio di Agrigento, e quindi da oggi, da qui, da Agrigento, parte un'importante iniziativa che sono sicuro sarà anche ben apprezzata in altri territori. A Sant'Angelo Muxaro i carabinieri hanno posto ai domiciliari G.B, queste sono le iniziali del nome del trentenne, sorpreso in possesso di 10 dosi di marijuana già confezionate, pronte a essere vendute. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata dai militari anche altra marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.000 euro in contanti con banconote di piccolo taglio ritenute provento dello spaccio. È stato l'atteggiamento furtivo ed elusivo del trentenne colto nel centro storico ad indurre i carabinieri al controllo. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale. La Sicilia detiene il 60% delle proprietà mobiliari e immobiliari aziendali confiscate in tutta Italia, ma è tremendamente indietro nel riutilizzo di questi beni confiscati. È la fotografia che emerge dal lavoro svolto dalla Commissione Antimafia regionale. I dettagli nel servizio. I tavoli permanenti che sono previsti in prefetture, che dovrebbero raccogliere tutti gli stakeholders, tutti i soggetti istituzionali, per stare accanto all'azienda, per cercare di riportarla sul mercato, per proteggerne le sorti, sono diventati improvvisamente, con un tratto di penna nella riforma del codice antimafia, facoltativi, e di fatto questi tavoli provinciali non vengono quasi mai convocati. Poco efficace, tranne talune eccezioni, sono anche i consorzi legalità. In alcuni casi, come quello di Trapani, gli enti locali non hanno offerte ai consorzi alcun bene, per cui questi consorzi vivono e esistono soltanto sulla carta. Forti criticità nel sistema di comunicazione tra agenzie, autorità giudiziaria, enti locali, amministratori, coadiutori, prefetture. Di fronte ai casi di beni palesemente occupati e che nel frattempo erano stati messi a bando, abbiamo cercato di capire a chi fa risalire la responsabilità della distrazione che ha permesso che questi beni continuassero ad essere occupati o persino sfruttati economicamente per 10-15 anni, nonostante appartenessero allo Stato. C'è un rimpallo di responsabilità ed una lacunosa sinergia fra diversi livelli istituzionali che rende spesso questa disciplina, diciamo, destinata soltanto a rimanere su carta. Noi abbiamo concluso questo lavoro con una serie di proposte, perché pensiamo che non sia sufficiente, diciamo, una verifica dolente dello stato dell'arte, un'acquisizione di questi dati preoccupanti, una fotografia così in chiaroscuro. Crediamo che servano gli interventi normativi, sia in ambito regionale che in ambito nazionale. Penso che mai, come in questa relazione, la Commissione Antimafia dell'ARS abbia lavorato con una squadra fortemente coesa. Abbiamo formulato una serie di proposte, vi elenco le più importanti. A livello regionale, la Regione fa pochissimo, ha avuto destinati alcuni beni e li ha utilizzati. C'è un ufficio che però ha molte altre incombenze, che dovrebbe occuparsi anche di beni sequestrati e confiscati. Crediamo che occorra intanto un osservatorio regionale,
capacità di potenziare le strutture che siano dedicate ad hoc a dare un contributo nel riuso dei beni sequestrati e confiscati, l'istituzione di un fondo unico per questi beni, un piano regionale annuale e triennale, insomma una cabina di regia regionale che possa funzionare sapendo che la regione siciliana, il proprio territorio, ospita il 60% di questi beni e che il tasso di mortalità delle aziende confiscate riguarda anzitutto la Sicilia e quindi anche i posti di lavoro che si perdono in Sicilia. A Lampedusa sono 187 migranti sbarcati dopo che 3 imbarcazioni sono state soccorse dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera nell'arco di poche ore. I primi ad approdare al molo Favarolo sono stati 53 subsahariani, tra cui 25 donne e 10 minori. L'imbarcazione di legno di 9 metri su cui hanno viaggiato è stata soccorsa a circa 12 miglia dall'isola dalla Guardia Costiera. Poco dopo una motovedetta delle Fiamme Gialle ha agganciato a circa 10 miglia dalla costa un barchino con 19 tunisini, tra cui 15 donne e un minore. Infine, a 14 miglia, la Guardia di Finanza ha intercettato un altro barcone di 14 metri con a bordo 115 subsahariani, fra cui 43 donne e 6 minori. Tutti i gruppi, dopo un primo controllo sanitario sulla banchina del porto, sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Messina, nuova protesta degli ex stagionali del Consorzio Autostrade Siciliane. C'è il servizio. La buona notizia è per tutto il resto del mondo, tranne che per questi lavoratori che hanno aspettato circa 2 anni e si sono fidati di questa politica che vergognosamente li ha traditi all'ultimo momento. Hanno stracciato l'emendamento delle assunzioni un attimo prima che entrasse in aula. Non ce l'aspettavamo veramente perché è stato un atto vergognoso, un affronto davanti a questi lavoratori che hanno avuto pazienza e sono stati sfruttati. Ricordo che da precari sono diventati lavoratori interinali con la promessa delle assunzioni che erano anche assunzioni a tempo determinato per come era scritto nell'emendamento. È saltata all'ultimo momento, non so se era organizzata, però è stato un affronto che né il sindacato né i lavoratori accetteranno. A questo punto la nostra controparte diretta diventa il CAS, è inutile adesso che ci facciano fare la pallina da ping pong fra il CAS e la Regione. Deve essere il Presidente Restuccia ad andare in Regione a dire che ha esigenza di organico e che ha bisogno di fare le assunzioni. Certamente non sarà più il sindacato ad andare alla Corte di Falcone a pregare che questi lavoratori vengano assunti. È chiaro che c'è bisogno di lavoratori, non lo dico io, lo ha detto l'Ispettorato del Lavoro quando ha multato il CAS per l'eccessivo straordinario. Lo dicono i contratti con le agenzie interinali, col caporalato autorizzato, soldi pubblici messi nelle casse private delle agenzie interinali mentre questi lavoratori ancora sono fuori che aspettano un lavoro che c'è. A distanza di 1 anno e mezzo l'impegno dell'assessore Falcone è stato disatteso. L'assessore Falcone poi fa una dichiarazione in aula dove rimanda tutta la questione al CDA del CAS. Ma la domanda è: questo CDA del CAS ha una sua autonomia? Oppure è sempre gestito dalla forza politica che gli dice cosa fare e cosa non fare? E quindi è sempre un imballo di responsabilità. A questo noi non ci possiamo stare più. Noi come lavoratori in questo ente abbiamo dato il nostro cuore e il nostro servizio. Siamo stati vincolati al servizio con la minaccia che ci depennavano da una graduatoria. E con quello che era il mercato del lavoro nel sud Italia e nella Sicilia, farsi depennare da una graduatoria era una cosa gravissima. L'assessore Falcone non so se è a contezza delle dinamiche che ci hanno portato oggi qua, dopo 30 anni di servizio, qual è la nostra condizione. Ne ha contezza o non ne ha contezza? Il guasto è stato fatto dalla politica regionale pro tempore e dal Consiglio di amministrazione pro tempore. Questa questione si deve risolvere. La caduta, eventi e protagonisti in Sicilia 1972-1994. Questo è il titolo del libro di Calogero Pumilia, che parla della ricerca del ruolo alternativo dei partiti di sinistra, dalle loro battaglie e della loro compromissione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole Pumilia, parliamo di questa sua nuova pubblicazione dal titolo La caduta, edizioni Rubettino, un'esperienza che lei traccia dal 1972 al 1994. Perché questa idea e perché leggerlo? L'idea
e perché segue ad una precedente pubblicazione mia di 2 anni fa che riguardava il periodo che va dal 1955 al 1972, cioè da quando io ad Agrigento iniziai a muovere i primi passi nell'azione cattolica fino alla data della mia elezione parlamentare. Questo secondo volume tratta invece del periodo che va proprio dalla mia prima elezione del 72 fino al termine della esperienza parlamentare e della fine della cosiddetta Prima Repubblica. In questo libro io ricostruisco, sulla base ovviamente di documenti, ma anche sulla base di una diretta partecipazione come protagonista minore di questa storia, ma comunque protagonista, ricostruisco la storia della Sicilia nel contesto di quella nazionale e ovviamente con anche uno sguardo rivolto a quello che succedeva nel mondo. È stato tutto liquidato come una sorta di storia del male, una appendice della storia della mafia. Naturalmente la mafia è stata presente in quegli anni, tragicamente presente nella nostra terra, ma è non può essere la storia della Sicilia, non può esaurirsi con un appendice della storia della mafia. In quegli anni ci sono state esperienze straordinarie, basta pensare a quella di Piersanti Mattarella, del nostro comprovinciale Angelo Bonfiglio, di Nicoletti, e poi la presenza di Nicolosi, l'esperienza importante di Mannino, e ci sono stati tentativi anche di riscattare questa terra dai suoi problemi. E perché si dovrebbe leggere? Perché come si sta leggendo io sono veramente piacevolmente sorpreso della diffusione del libro e dell'interesse che sta suscitando, proprio perché io do elementi nuovi di interpretazione e di lettura di questa storia, do elementi che rendono questa interpretazione più aderente alla verità, che ovviamente non risolvono tanti problemi che sono rimasti aperti. È rimasto aperto il problema del rapporto parte della Democrazia Cristiana e la mafia, è rimasto aperto il problema, o perlomeno affrontato come lo affronto io, in parte, solo in parte risolto, del rapporto tra il Partito Comunista, forza di opposizione, e gli altri partiti di governo. Una forza di opposizione che comunque collaborò costantemente con la maggioranza, sia quando votò i governi di Bonfiglio e di Mattarella, sia quando, pur restando all'opposizione, concorse con l'attività di assemblea a definire i passaggi più importanti, sia in assemblea delle leggi, sia anche delle scelte governative, delle scelte amministrative. Sono anni tragici della storia della Sicilia e sono anni tragici che si concludono proprio con la caduta di un sistema che sembrava imbattibile, che sembrava eterno e che tuttavia cadde per le sue contraddizioni, per i propri errori e anche perché il contesto internazionale era talmente mutato per cui la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, cioè il Partito Socialista, i pilastri su cui per 50 anni poggiò la storia della nostra Repubblica e quindi anche dell'autonomia, erano stati erosi dal tempo, dai propri errori, nel contrasto, nel conflitto, per fortuna non militare, tra il mondo occidentale e il mondo orientale. Il Rotary ha installato nella Valle dei Templi, in collaborazione con il Parco Archeologico, delle arnie per la produzione di miele in contrada Poggio Meta, esattamente dietro lo stesso Museo Griffo. Saranno utilizzati metodi biologici ed una specie particolare, la Penera sicula, a rischio estinzione. Il miele biologico della Valle dei Templi, destinato a essere commercializzato con il già noto marchio Diodoros, avrà anche una valenza sociale, perché l'attività di produzione del miele è affidata ad una cooperativa sociale destinata all'inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale, in particolare di persone con disabilità, favorendo così anche l'integrazione sociale multietnica di cittadini extracomunitari, migranti, profughi o rifugiati. Rosalia, questo è il nome del miglior margarita al mondo, che è stato creato da una palermitana. Vediamo. Grazie di essere intervenuta all'interno del nostro notiziario.
il miglior margarita del mondo si chiama Rosalia e lo hai creato tu. Raccontaci intanto, complimenti intanto per questo traguardo ottenuto, e raccontaci questa esperienza, com'è aver partecipato a questo contest internazionale in streaming sfidando 40 barman. Allora Laura, intanto grazie mille per l'invito e grazie per il complimento. Sono ancora in fase di realizzazione, ancora non l'ho capito bene, però sì, è successo e il mio drink appunto si chiama Rosalia, omaggio alla donna, ma chiaramente soprattutto a Palermo. E chiaramente per forza di cose in questo periodo le competition che continuano a farsi devono svolgersi in un'altra maniera, quindi online. Per cui sì, mi sono sfidata con altri 39 bartender ex campioni della Patron Perfectionist, appunto il campionato organizzato da Patron mondiale, e insomma tramite le votazioni, tramite insomma, una serie di giudizi, perché chiaramente c'è pure una giuria, niente, ho vinto. Tu nasci come bartender o è una passione che porti parallelamente? Allora, io sono una bartender e faccio questo nella vita già da 11 anni. Ho cominciato a farlo proprio quando ho finito gli studi, ho completato gli studi facendo un corso, ho trovato subito lavoro e lì ho cominciato davvero a interessarmi e a coltivare la mia passione. E allora, intanto vorremmo sapere la ricetta, se ci puoi svelare, di questo cocktail. Ovvio, mi piacerebbe anche che lo faceste a casa, quindi sì. Innanzitutto 40 ml di tequila Patrone bianca, 10 ml di bitter martini riserva speciale, 15 ml di sciroppo alle rose upgrade, 10 ml di succo di limone e poi, come tutti i margarita, nel bordo ha una crosta di sale, in questo caso rosa dell'Himalaya. Ovviamente ci sarà anche il tocco dell'esperto. Senti, ultima domanda, ho letto anche che dietro questo cocktail c'è anche parte della tua vita, puoi raccontarci questo particolare? Sì, allora quando mi hanno chiamata per partecipare era gennaio è il mese della prevenzione al tumore al collo dell'utero, una cosa di cui mi sono sempre vergognata a parlare perché anche io purtroppo ho contratto un virus, non questo problema ma un virus che l'ho trovato purtroppo in fase degenerativa, quindi per cui sono dovuta intervenire presto affinché non arrivasse ad essere appunto un tumore. Grazie alla prevenzione mi sono salvata proprio in last minute, perché davvero era già abbastanza tardi, però davvero il messaggio che mando, ne approfitto tramite Rosalia, visto che è un omaggio alla donna e visto che è nato a gennaio, è proprio questo, quello della prevenzione. E allora grazie Chiara, in bocca al lupo, e spero che ci possano essere altre nuove creazioni tue da poter degustare quando riprenderemo la normalità. Grazie ancora. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.